La situazione idrica in città continua a essere preoccupante, i cittadini si preparano ad un'altra manifestazione che possa sensibilizzare i gestori a risolvere il problema. Nelle vie Gioieni e zone limitrofe ieri, come si vede dalle immagini, bidoni e bottiglie vuote sono state appese nei balconi. Anche stamani la nostra città è stata presente su Mattino 5 con una diretta dalla fontana di Bonamorone, dove dei cittadini intervistati dal giornalista esprimevano le loro motivazioni. Erano lì perché non arrivava l'acqua nelle proprie abitazioni da diversi giorni, quindi si riempiono i bidoni. Uno di loro dichiarava anche il costo di un'autobotte che si è costretti a rivolgersi per potersi lavare, che arriva a costare anche oltre i 100 euro. Ma c'è anche come signor Fortunato, intervistato, che lamentava la rottura di un tubo che fa perdere il liquido. La rete idrica purtroppo è un vero colabrodo, con rotture in ogni zona della città. Recentemente anche la notizia della perdita del finanziamento per la nuova rete idrica, che non andrà persa, però assicurano gli amministratori, in quanto i fondi saranno immessi in quelli di coesione. Ciò ovviamente allunga notevolmente i tempi di attivazione della nuova rete, che certamente risolverebbe tanti problemi. Sinceramente vorremmo che la nostra città venga raccontata per le proprie bellezze naturali, invece che per problemi annali di mancanza di acqua. Anche in vista di Agrigento, capitale della cultura, tutta questa esposizione mediatica fa sì che i turisti e gli operatori economici siano fortemente preoccupati a venire ad Agrigento, in quanto si ritroverebbero senza acqua. Intanto l'AICA informa che a riguardo all'approvvigionamento del centro storico non ha ipotizzato in alcun modo, né ha in programma di farlo, di dirottare parte della fornitura del serbatoio Itria verso zone diverse da quello dello stesso servite, né di sottrarre quantità di fornitura idrica ad altri quartieri della città, siano essi centrali o periferici. Una riunione tecnica si è svolta all'AICA a cui hanno partecipato il sindaco di Agrigento Miccichè, il vice sindaco Trupia, il direttore generale di AICA Guarneri, il responsabile tecnico Fiorino, il vice responsabile Ferrara e il capo area di Agrigento per Luigi Giuliana. Diversi temi discussi, dalla questione dell'approvvigionamento idrico nel centro storico a quello degli altri quartieri cittadini, inclusi quelli della periferia, con particolare attenzione in vista dell'approssimarsi della stagione estiva a quelli del litorale agrigentino, come San Leone, Cannatello e Zingarello. Nel corso della riunione il sindaco Miccichè e il vice sindaco Trupia hanno chiesto ai vertici dell'AICA se vi sia la possibilità che l'azienda consortile possa realizzare un impianto di dissalazione, in atto l'unica soluzione che permetta di affrancarsi dall'attuale crisi idrica.